Buongiorno e bentornati all'Almanacco. Oggi è venerdì 7 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:07. La luna si leva a 00:39 e cala alle 14:54. Oggi si celebra San Gaetano. Il nome Gaetano ha origine latina e significa nativo di Gaeta. Ogni 7 agosto si celebra la giornata internazionale dei fari. Queste affascinanti strutture hanno offerto conforto ai viaggiatori per secoli, svolgendo un ruolo cruciale nella navigazione. La loro importanza fu riconosciuta ufficialmente nel 1789 dal Congresso degli Stati Uniti. Visitare un faro è un'esperienza unica, si percepisce un senso di stabilità e di tranquillità, rappresentando ancora oggi un punto di riferimento fondamentale per i naviganti durante le tempeste e le notti più buie. Sono 51 le candeline per l'attrice Charlize Theron. Si fece conoscere in Italia negli anni 90 con un celebre spot pubblicitario messo sul grande schermo che ha consacrato il suo talento in film come L'Avvocato del Diavolo. Nel 2003, trasformandosi radicalmente per il film Monster, ha ottenuto il premio Oscar come miglior attrice, confermandosi una delle dive più versatili di Hollywood. Festeggia 39 anni Sidney Crosby, leggenda vivente dell'hockey su ghiaccio. Canadese, considerato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, ha vinto 3 Stanley Cup e 2 ori olimpici. Un esempio di leadership e talento che continua ancora ad oggi ad ispirare milioni di fan in tutto il mondo. Ed infine oggi compie 44 anni Abby Cornish, la talentuosa attrice australiana nota per le sue interpretazioni intense in film come Bright Star e Limitless. Oltre al cinema, Abby è un'apprezzata musicista e attivista, rappresentando perfettamente la nuova generazione di artisti poliedrici ed impegnati. Ricorre oggi uno dei cold case più famosi del nostro paese, l'assassino della segretaria di Via Poma. Tutto accade il 7 agosto 1990, quando Simonetta Cesaroni, una giovane di soli 21 anni, fu trovata senza vita nello studio in cui lavorava a Roma. Nonostante decenni di indagini, sospetti e processi, il mistero rimase ancora oggi insoluto, lasciando una ferita aperta nella cronaca nera italiana. Sapete perché vediamo il cielo azzurro? La spiegazione è fisica. I raggi del sole lo colpiscono e le molecole dei gas dell'atmosfera deviano la luce. La parte della radiazione a onde corte, ovvero il blu, viene dispersa quindi in tutte le direzioni. Al tramonto o all'alba, invece, la diversa angolazione permette la diffusione delle radiazioni a onde più lunghe, regalandoci i colori del rosso e dell'arancione. Buon venerdì e benvenuti all'oroscopo del giorno. Il fine settimana è alle porte e l'aria d'agosto si fa sentire. Scopriamo insieme cosa hanno in serbo per noi le stelle per oggi. Ariete. Il fine settimana si preannuncia caldissimo e scoppiettante. Siete pieni di iniziativa e di energia, perfetti per organizzare qualcosa di memorabile con gli amici stasera. Toro. Siete un po' stanchi dei soliti ritmi e della routine. Sfruttate le ultime ore della giornata per chiudere il necessario, poi staccate completamente la spina dai doveri. Gemelli. Sarete delle vere stelle della socialità oggi. Se avete in programma una serata fuori o un primo appuntamento estivo, farete centro al primo colpo grazie al vostro fascino. Cancro. Giornata ottima per le finanze e gli affari pratici. Potrebbe finalmente sbloccarsi una situazione rimasta in sospeso, o potreste ricevere una proposta interessante per le vacanze. Leone. È il momento del riscatto. Ritrovate la vostra proverbiale grinta e una forte passionalità che accenderà la serata in amore. Nessuno saprà resistere al vostro carisma. Vergine. Il cielo vi consiglia di non correre troppo. Prima di buttarvi a capofitto nel weekend, assicuratevi di aver chiarito un piccolo dubbio o un malinteso con una persona cara. Bilancia. Sarete circondati da affetto, complicità ed entusiasmo. È l'ottimo momento per i progetti a lungo termine, da condividere con la persona amata o con la famiglia. Scorpione. Sul lavoro e negli impegni la vostra determinazione pagherà, ma non portatevi i pensieri a casa. La serata richiede leggerezza, divertimento e totale spensieratezza. Sagittario. Una bellissima luna vi regala un grande ottimismo e tanta gioia di vivere. Avete voglia di esplorare e di evadere?
Un weekend fuori porta o un viaggio sarebbero l'ideale. Capricorno. Sarete chiamati a risolvere un piccolo enigma emotivo. Mettete da parte la logica per un momento e ascoltate le vostre sensazioni più profonde. Non sbaglierete. Acquario. I riflettori oggi sono puntati dritti sui sentimenti. Le coppie ritroveranno una forte complicità e passionalità, mentre i single faranno incontri decisamente stimolanti. Pesci. Giornata ideale per fare spazio al nuovo e rigenerarvi. Liberatevi di ciò che vi appesantisce l'anima e preparatevi a vivere un weekend ricco di emozioni sincere. Buon fine settimana a tutti. L'appuntamento con le stelle torna domani per un fantastico sabato d'agosto. È il 7 agosto del 1955 la Sony sconvolge il mercato lanciando la prima radiolina portatile, un gioiellino tecnologico capace di entrare in tasca. Questo oggetto rettangolare divenne subito il desiderio di milioni di adolescenti. La libertà di ascoltare la musica ovunque per la prima volta diventava realtà. Chi di noi non ha mai vissuto una delusione? In inglese esiste un proverbio perfetto. Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Significa: se mi inganni una volta la colpa è tua, se mi inganni 2 volte, la colpa è mia. Un monito ad imparare dalle esperienze passate e a non permettere a nessuno di approfittare della nostra fiducia. Il matto del giorno è Brunelleschi, l'architetto visionario che iniziò la costruzione della spettacolare cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze proprio il 7 agosto 1420. Per vincere la sfida inventò sistemi di impalcature geniali e macchinari simili alle moderne gru, permettendo agli operai di lavorare ad altezze mai viste prima. Oggi riposa proprio lì, sotto la sua magnifica creazione. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno, un pensiero di Confucio. Colui che chiede è stupido per 1 minuto, colui che non chiede è stupido per tutta la vita. Quindi, se vi state chiedendo se torneremo, assolutamente sì. Saremo sempre qui anche domani su questi schermi e a quest'ora per darvi nuove risposte alle vostre domande e a tutte le curiosità del mondo. Non mancate, una buona giornata dalla vostra Jaira.